Amici di fvgsportchannel.com, benvenuti in diretta streaming sul nostro portale, il portale del basket e dello sport in Friuli Venezia Giulia. Siamo a Palazzetto dello Sport Manlio Benedetti di Udine per l'anticipo della seconda di ritorno della Serie C regionale. In campo, qui nel Tempio della Pallacanestro Udinese, i padroni di casa della UBC Latte Carso Udine in maglia bianca contro la Fluid System 80% in maglia verde. Subito l'ex di turno a segno Balastutti, piazza il jump dall'angolo per il 2-0 della Fluid System. Andiamo a leggere i quintetti sul parquet. La Latte Carso di coach Bredeon gioca con il numero 5 Vischi, il numero 18 Maran, mentre va a realizzare Gaspardo, il numero 15 Gambaro, il numero 10 Trevisini, completa il quintetto dei padroni di casa, il numero 6 Floreani. La Fluid System invece gioca con il numero 7 Fumolo, il numero 13 Vidani, il numero 14 Munini, il numero 18 Gaspardo e il numero 5 Balazzutti. 4-0 il punteggio, una Latte Carso che è a caccia di punti per la salvezza, mentre la Fluid System 80 è prima in classifica con 2 punti di vantaggio al momento sulla Blue Energy Codroipo. Giro tiro di Floreani è sbagliato, può riproporsi in zona d'attacco la Fluid System. Brazzutti imposta lo schema per Vidani, c'è un doppio blocco dal lato debole, sale Munini per un giro attorno al pick e poi un jumping fade away. Potrei anche parlare italiano ogni tanto. Tiro sbagliato da Munini, che questi ferri li conosce bene per essere stato per almeno un paio di stagioni il leader della GSA APU Udine Serie B, Serie C e Serie B. 4-2 punteggio, ha segnato il primo canestro la Latte Carso con Floreani. Gaspardo in post basso contro Maran, si gira Gaspardo, un bel movimento sul piede perno. Sbaglia Gaspardo, ma poi Maran non controlla la boccia, gli sfugge e quindi possesso ancora in attacco per la Fluid System 80. Gli arbitri sono i signori De Rossi e Meneguzzi e c'è il solito discreto pubblico del pomeriggio al Pala Benedetti. In attesa questa sera alle 21, sempre in diretta streaming su fvgsportchannel.com, la partita della Serie B tra la GSA e la Rima Desio. Tanto vedo già arrivare i tifosi, o comunque questi sono dirigenti di Desio, questi appena arrivati. Floreani in contropiede pareggia a quota 4, 7:35 al termine del primo quarto. Balazzutti. Ribalta dato per Vidani, che ha un tiro apertissimo. Vidani piazza la tripla del +3 per la Fluid System. 4-7 il punteggio. Vi ricordo che in contemporanea su fvgsportchannel.com, sul canale Diretta Calcio 2, potete seguire il super derby di calcio di promozione Girone A, Fiume Veneto Bannia contro Calcio Bannia. Chi invece è appassionato di basket può restare sintonizzato su queste frequenze per vedere questa pessima conduzione del contropiede da parte della Fluid System, con Balazzutti che spara la palla al custode. Voleva servire Fumolo, ma il passaggio non era preciso. La Latte Carso supera agevolmente la difesa a tutto campo, poi Floreani va a infrangersi contro Gaspardo, una idea di brutta lettura da parte di Floreani. Dall'altra parte Vidani, che ha preso gusto, ha scaldato la mano, è un tiratore di striscia, infila un'altra tripla per il +6 Fluid System. 4-10 il punteggio. Vischi, Floreani nell'angolo, non gli lascia spazio Vidani, allora Floreani deve inventare dal palleggio. Vischi, che è mancino, per cui ovviamente va a sinistra,
Munini, sapendolo, gli blocca la destra. Floriani allo scadere del 24esimo secondo sbaglia, poi bravo Maran a buggerare Gaspardo e a servire Gambaro per il -4 della Latte Carso, 6-10. (5:55 al termine del primo quarto). Non vale il canestro di Gaspardo, ma c'è il fallo di Vischi che ha qualche problema a contenerlo fisicamente. Fallo di Vischi, rimessa in zona d'attacco per la Fluid System 80. Ancora Vidani, stavolta sbaglia la tripla. Può ripartire in transizione la Latte Carso con Trevisini. Trevisini chiama Gambaro che gli restituisce il pallone. Vischi, ancora Trevisini che ha fatto il periplo dell'area, poi sbaglia il jump, può favorire la transizione offensiva della Fluid System. Conduzione di 3/4 da parte di Barazzutti che poi chiama in causa Munini che arriva a rimorchio. Munini sbaglia la tripla frontale. Gambaro contro Fumolo. Trevisini da 3, sbaglia ancora Trevisini, rimbalzo di Gaspardo. Non vorrei sbagliarmi, ma Gambaro e Fumolo hanno giocato assieme in una CBU di qualche stagione fa. Così, vado a memoria. Gaspardo si scatena al Far West a metà campo. Finalmente l'arbitro Meneguzzi fischia un contatto. Il fallo subito da Gaspardo. Fallo di Gambaro che protesta. 4:59 al termine del primo quarto. Time out chiesto da Bredeon su un punteggio di 6-10. Possiamo anche evitare facili battute dal Palazzetto Benedetti, anche perché in tribuna ci sono personaggi simpatici e comunque c'è una discreta affluenza, come dicevamo prima, per questo sabato pomeriggio. Gaspardo in sospensione, assistito da Barazzutti. Doppiata la Latte Carso, 6-12 punteggio, 4:45 al termine del primo periodo. Vischi, Maran lontanissimo dal canestro. Gambaro ribalto al lato, ma la difesa della Fluid System si muove bene, si muove meglio l'attacco udinese. Assist di Vischi per il neoentrato Feruglio che realizza la tripla del -3. Gaspardo, alto basso per Munini che va a giocare il mismatch contro Vischi. Munini, sono 2 punti facili per il numero 14 in maglia verde. +5 Fluid System. Gaspardo sceglie male i tempi di anticipo e rovina addosso al povero Vischi. Primo fallo di squadra per la Fluid System 80 e ovviamente primo anche per Gaspardo. +5 per chi difende a zona. 2-3 in questa circostanza. Vischi pick and pop con Gambaro che si avvicina al canestro. Fumolo si dimentica l'avversario diretto, poi si ricorda di dover difendere, torna però troppo tardi sul giocatore con la maglia numero 15. Gambaro va in lunetta con 2 tiri liberi per il primo fallo di Cristian Fumolo. -3 Latte Carso e Andriola, coach della Fluid System 80, ha mandato in campo Antena con numero 10 al posto di Barazzutti, per cui sarà Steve Antena il regista dei pedemontani. Munini, Gaspardo, non è la male idea per Fumolo, ma ha capito tutto la difesa udinese. Gambaro, Maran, fazione di passi di Maran, non sanzionata dagli arbitri. La palla arriva a Feruglio che spara una tripla senza ritmo. Vidani già dall'altra parte. Munini dal palleggio subisce un fallo di Gambaro che
Io avrei evitato di fischiare, perché secondo me non c'era. 2 tiri liberi per Munini, mentre c'è pronto sul cubo dei cambi per la Latte Carso, numero 7 Gaspari, che entrerà al posto di Maran, mentre storie tese tra Manuel De Rossi e Massimo Bredeon, e credo che coach Bredeon la intendesse come me per quanto riguarda il non fallo di Gambaro nella circostanza in cui Munini si è guadagnato i tiri liberi. Sbaglia il secondo tiro libero Klaus Munini, poi però la Latte Carso butta via un pallone con il poco presente Bulian, mette in difficoltà il suo playmaker nel passaggio d'apertura. Tanto la Latte Carso manda in campo anche il numero 12 Santini al posto di Gambaro, quindi abbassa ancora il quintetto Bredeon e non può fare altro perché questi sono i giocatori a sua disposizione. Antena e d'altronde Tarcento ha una formazione fisicamente da categoria superiore. Munini è, a prescindere dal fisico, un giocatore di categoria superiore, spara un assist meraviglioso per Gambaro, per Fumolo, che deve solo appoggiare il layup del più 6, 11-17 il punteggio. È sfortunato Santini perché la sua palla danza sull'anello, ma poi si Antena in transizione, il suo classico tiro, si stampa sul primo ferro. C'è il povero Fumolo che sta sbuffando perché va su e giù, e però non viene servito dai suoi compagni. Sono anche dei tifosi con i tamburi, mentre Gaspardo, forse distratto dai bongo che suonano qui alla nostra sinistra, spara una tripla sul primo ferro. Sempre 11-17 punteggio, mancano 2 minuti al termine del primo periodo. Santini nell'angolo per Paoloni. Feruglio. C'è un fischio da parte di Manuel De Rossi che chiama un fallo a Antena. Sì, Antena, esatto, sì. Un body check a centro area non ortodosso. Mentre altro cambio, doppio cambio, nella Latte Carso esce Vischi e rientra Floreani, nella Fluid System esce Munini ed entra il numero 8 Fabio Bacino, che finalmente vediamo in campo. È da 6 mesi che commentiamo la C2, non avevamo ancora visto sul parquet, reduce da un infortunio abbastanza fastidioso che gli ha chiesto tempi di recupero piuttosto lunghi. Peraltro la società pedemontana non ha voluto forzare i tempi mettendolo in campo prima del previsto, quindi il Bac è di nuovo sul parquet con il numero 8 in maglia verde. Altro cambio per Andriola, entra anche Accardo, altro giocatore reduce da problemi fisici, che scende sul parquet al posto di Vidani. Ora ricalibrato il quintetto, rimodulato il quintetto della Fluid System con Antena, Bacino, Accardo, Fumolo e Gaspardo. Mentre la Latte Carso in campo con Bulian, Floreani, Feruglio, Santini e il numero 7 Gaspari. Antena fa salire Accardo contro la zona Udinese. Gaspardo, mancano 5 secondi allo scadere del 24, deve andare al tiro, deve accelerare i tempi. Bacino scarica nell'angolo, Antena allo scadere sulla sirena, Antena primo ferro sbaglia, ma è l'ottimo Cristian Fumolo, tempista perfetto, recupera l'imbalzo offensivo e garantisce un extra possesso alla Fluid System. Lo stesso Fumolo prova a combinare qualcosa sulla linea di fondo, viene schienato dalla difesa della Latte Carso. E già dall'altra parte Santini infila la tripla del meno 3 Latte Carso, 14-17, mancano 38 secondi allo scadere del primo periodo. Antena, Bacino, vuole ancora Fumolo, palla esce di nuovo oltre l'arco del 6,75 per Gaspardo contro Floreani. Con Antena,
Fumolo al post basso, gran canestro di Cristian Fumolo, che poi manda a quel paese, diciamo, l'economia della partita, perché finalmente gli permette di realizzare 2 punti per il più 5 Fluid System 80. 14-19, 6 secondi allo scadere del primo quarto. Buljan dal palleggio, Buljan va a cacciarsi un ginepraio di maglie verdi, trova allo scadere Gaspari, il cui tiro è sbagliato. Il primo quarto va in archivio sul punteggio di Latte su 14, Fluid System 80, 19. By Claudia, oreficeria, premiazioni sportive. By Claudia la trovi a Povoletto in via Vittorio Veneto. Il meglio dell'oreficeria, la gioielleria, l'argenteria. Ma non solo. Punto di riferimento per lo sport. Coppe, trofei, targhe, ampia scelta e prezzi competitivi oltre la professionalità dello staff. Se cerchi un premio o un regalo prezioso lo trovi a Povoletto e da By Claudia puoi anche personalizzarlo. By Claudia, a Povoletto. Zanutta, il nostro mondo, è la tua casa. Edilizia, idraulica, porte, ferramenta, ceramiche, arredo bagno e molti altri articoli. Ti aspettiamo nei nostri punti vendita con tante promozioni e novità. Scopri di più su zanuttaspa.it. Gruppo Door 2000. Stile e qualità, i valori vincenti del gruppo Door 2000. A Pordenone, su 30.000 metri quadrati di area produttiva ecosostenibile. Ricerca e innovazione fanno del gruppo Door 2000 l'eccellenza nel design. Per lo showroom, per la casa, gruppo Door 2000. Siamo sempre stati differenti. Abbiamo sempre visto nel futuro un'opportunità. Nelle famiglie, nelle imprese, nelle comunità e nelle associazioni. La nostra crescita è coincisa con la crescita del nostro territorio. Solida, radicata, rinnovata. Banca di Credito Cooperativo di Manzano. Crescere nella continuità. CDA, un'azienda dove la tradizione è diventata un valore. In più di 30 anni abbiamo portato avanti politiche aziendali basate su trasparenza delle scelte di mercato, ricerca e offerta dei migliori prodotti, macchine di ultima generazione, software avanzati, efficienza dei servizi, rispetto per l'ambiente. Tutto secondo il criterio della massima qualità. Soluzioni per grandi aziende, uffici professionali, wellness e centri sportivi, sanità e luoghi pubblici, scuole. CDA, dal 1976 pensiamo alla tua pausa, senza pause. Voglio correre sull'erba, voglio sentirmi accarezzare da un prato verde. Società, affidati a The Green Carpet, specializzata in manutenzione aree verdi e impiantistica sportiva. Green Carpet ti offre un pacchetto completo a prezzi concorrenziali, comprensivi di semina, sabbiatura, concimazione e rizollatura. Un campo da Serie A è possibile anche nei dilettanti grazie a Green Carpet, che vanta lavori al Friuli di Udine e al Rocco di Trieste. Prendi cura del tuo campo. Io ne ho bisogno. Zanutta Fadalti, 18 punti vendita, la passione di una famiglia, la professionalità ed affidabilità di un'azienda storica, il punto di riferimento del territorio per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Zanutta Fadalti offre una vasta gamma di servizi nel settore dell'edilizia, della minuteria, dei trasporti e dell'immobiliare. Per scoprire le nostre promozioni e prodotti innovativi, visita il sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 18 punti vendita da Belluno a Trieste, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano, Sacile, Pordenone e Udine. Zanutta Fadalti è il tuo punto di riferimento.
Secondo periodo al Palla Benedetti, in campo la UBC Latte Calcio in maglia bianca contro la Fluid System 80 in maglia verde. 14-19 il punteggio dopo i primi 10 minuti, più 5 300, che resta tale anche dopo la prima azione offensiva della Latte Calcio, che nel frattempo si materializza l'architetto Tomic dietro di noi. E posso garantirvi che uno dei sogni della mia vita da telecronista era di fare una telecronaca commentata assieme a Emanuele Tomic. Ciao Manu. Ciao. Ma ascolta, ma com'è che questa 300, o meglio, tu lasci la prima squadra e diventano primi in classifica? Spiegami questa situazione. Sono finite le birre in spogliatoio e non c'è nessuno che porta il post partita e adesso possono dedicarsi solo al basket. Grande Manu. Nel frattempo ha segnato Gaspardo il semigancio del più 7, che è anche il massimo vantaggio della Fluid System 80, 14-21, un minuto giocato nel secondo periodo. A zona la squadra di Andriola, 2-3 lo schieramento, che Bullian prova ad attaccare dal palleggio, mentre in ritmo Floreani spara la tripla dal lato debole, sbagliata, ma il rimbalzo offensivo è sempre per Udine, che ne ha altri 14 di secondi a disposizione per andare al tiro. Ci prova ancora Santini e anche questa è una padella sul secondo ferro. Antena prova una magia con Fumolo, che si coordina benissimo, la palla viene comunque controllata poi da Gaspardo, che non realizza il tap-in. E a gran bella palla di Antena, No, direi, ma se l'arbitro non l'ha visto, c'è un fallo e infatti Andriola si lamenta con De Rossi. Era già stato richiamato Beleon da una parte, richiamato Andriola dall'altra, mentre c'è un doppio cambio per la Latte Calcio. Escono Gaspari e Santini, no, Gaspari e Bullian, e rientrano sul parquet il numero 10 Trevisini e il numero 14 Feruglio, sempre a zona la Fluid System 80. Floreani, Maran, la rotazione del pallone in attacco per Latte Calcio è un po' farraginosa, infatti a buon gioco la difesa della Fluid System, che se poi Floreani riesce a tirare una seconda opportunità, tiro sbagliato. Allora Emanuele, che aria tira a 300? Mi pare che quest'anno il presidente Tesini abbia costruito una squadra assolutamente per salire di categoria. Beh, assolutamente sì, questo si vede già sulla carta, però la cosa più importante sulla quale si sta lavorando e anche proprio in palestra, al di là del gruppo della prima squadra, si sta lavorando anche tanto nel settore giovanile, coinvolgendo anche la prima squadra, coinvolgendo gli under 19 negli allenamenti con la prima squadra. Sai, non è da tutti i giorni avere la possibilità anche per un under 19 allenarsi con Claudio, con Fede, sono cose che ti insegnano decisamente, no? Nel frattempo è andato a segno Trevisini con la tripla. Baccino prova a rispondere con la stessa moneta, ma sbaglia il Bac, il jump dai 6,75. Dall'altra parte forza una soluzione in transizione Feruglio, anche in questo caso il Ferro rifiuta. 17-21 punteggio, più 4 Fluid System 80, mancano 6,50 al termine del secondo quarto. Baccino a caldo da 2, a caldo, più 6 Fluid System 80, 17-23. Ci sono, Manu, anche tanti infortuni, perché Bonoli non l'abbiamo ancora visto quest'anno, Baccino è appena rientrato, Accardo anche ha saltato tante partite, per cui è anche difficile in questi casi trovare un po' di ritmo, no? È anche difficile valutare la squadra in sé, nel senso che sulla carta tutto funziona, va tutto bene, tutti i ruoli sono coperti, però come dici te effettivamente non ha mai girato a pieni giri questo gruppo, quindi effettivamente Andy si è allenato forse credo le prime 3 settimane, poi ha avuto degli acciacchi, abbiamo preferito fermarci, e così adesso è tornato Fabio, però piano piano abbiamo anche la fortuna di avere un bel gruppo ampio e quindi poter anche aspettare un giocatore così determinante, che in questa categoria è sicuramente un giocatore fuori categoria. Quindi comunque Andy forse può ritornare eventualmente per i playoff o comunque per la fase finale della stagione.
Questa è la nostra speranza. Brutta notizia per le avversarie della Fluid System 80, che nel frattempo anche qui sostituito Antena e Fumolo con il Balazzutti e Munini, che sono risaliti sul parquet, mentre Gaspardo sbaglia i tiri liberi. Resta 17-23 il punteggio, 6-17 al termine del secondo quarto. Santini attacca contro la zona Fluid System, Vischi pick and pop, sbagliato il tiro da 3 del numero 5 in maglia bianca, e Balazzutti può ricarburare l'azione offensiva dei pedemontani. Si accoppia male da latte Carso, almeno in una primo acchito. Munini sempre in post basso contro Vischi, da backdoor preso da Bacino, lo legge bene Accardo. Bacino subisce il fallo del difensore, si guadagna 2 tiri liberi, mentre Bredeo manda sul cubo dei cambi il buon Tirelli al posto di Feruglio. E qui bisogna notare che Vischi in difesa è un mismatch che Tarcento sta provando ad attaccare abbastanza frequentemente. Chiunque sia marcato da Vischi va in post basso, anche perché quasi sempre è più alto di Vischi. Ci sono pochi giocatori che possono difendere su Claudio, però. Bacino sbaglia il secondo tiro libero, resta 17-24 il punteggio, più 7 Tarcento. Brividi nell'attaccare la difesa a tutto campo per la latte Carso. La palla arriva a Santini che sbaglia la 3 e poi Bacino vola in contropiede, un paio di immagini in palleggio. Gaspardo si appoggia a Vischi, va di sottomano, 2 punti per il più 9. Adesso ha ancora problemi nell'attaccare la zona con Bulian, che non si intende con Vischi e Santini. Sono già 5 minuti che Andriola chiede il pressing, finalmente ce l'hanno fatta. E direi che ha già garantito un paio di extra possessi o di recupero di possesso. Accardo, Balazzutti esce dai blocchi e chiede un altro a Munini. Azione in continuità risolta da Bacino, che nella spazzatura della partita recupera il possesso e realizza in acrobazia il canestro del più 11, prima volta vantaggio in doppia cifra per la Fluid System. Andriola non è mai contento dei movimenti difensivi dei suoi giocatori. Conosco Andriola, lo vedo allenare da almeno 30 anni, non l'ho ancora mai visto contento dei movimenti difensivi dei suoi giocatori. Pensa a te. Beh, sicuramente è uno che crede molto nel miglioramento, lavora tanto perché si può sempre migliorare, e anche una squadra così, che effettivamente sembrerebbe perfetta, come stiamo ripetendo, può migliorare sicuramente, anche perché poi ti prepari al prossimo anno. Certo, infatti vedo che la mentalità è già quella giusta, non ha bisogno di migliorare la tecnica dal post basso Munini. Giro e tiro, jump e più 13, prova da lungo la Fluid System 80, prova a fermare la fuga pedemontana Santini, ma sbaglia un altro tiro da 3. Ed eccolo lì Munini come al solito in post basso, giro e tiro, stavolta forzato, contropiede latte Carso, grande stoppata di Gaspardo che arriva con la chase down stile LeBron James a bloccare il contropiede udinese. A rimbalzo c'è il fallo di Tirelli ai danni di Gaspardo. Ci saranno 2 tiri liberi per Gaspardo, mentre tornano in campo Fumolo al posto di no, cosa ha fischiato? Fischiato fallo in attacco a rimbalzo, perché non gli era piaciuta la stoppata, credo. Ah, per quello, solo per quello. Esce Gaspardo allora e può recuperare il possesso da latte Carso, sempre a tutto campo la difesa, che però si scopre lasciando troppo spazio a Fumolo, a Gambaro. Fumolo si scusa con tutti, non aveva capito le richieste di Andriola. Cardo, Balazzutti da 3 punti, sistema un po' di cose. Adesso Fumolo sagacemente torna in difesa prima del solito. Gambaro, qualche problema nel Molenli di Tirelli, che il pallone lo perde.
ci vorrebbe un po' di super attack, sapone a super attack prima di iniziare la partita, mentre Andriola non le manda a dire a Accardo, deve avergli spiegato qualcosa. Barazzutti vuole il post up di Fumolo che riceve, marcato da Gambaro, la palla arriva a Munini da 3 punti, Munini più 17, Fluid System 80, 19-36, potrebbe già essere un allungo importante. 2 minuti e mezzo al termine del secondo periodo. Vischi che non ha l'esplosività per battere a caldo la palleggio, allora chiede aiuto a Pirelli che sbaglia anche questa tripla. Antena fa volare in contropiede Fumolo, altri 2, più 19, doppiata la Latte Carso, 19-38. Gambaro contro Barazzutti, Barazzutti appoggia le mani sui lombi di Gambaro, fallo del numero 5 in maglia verde, e c'è un time out chiesto da Bredeon che vede i suoi soccombere. 19-38, 2 minuti e 3 secondi al termine del secondo quarto. E ne approfitto per chiedere, perché la domanda che tutto il mondo che segue fvgsportchannel.com si fa da circa 3 settimane a questa parte è: avete finito di mangiare tutto quello che il presidente Tesini vi ha proposto alla cena di Natale oppure no? No. No, dal press non manca mai il mangiare e il bere, ed è una cosa che fa bene al gruppo, perché dopo un allenamento, dopo una sessione intensa col coach, si lavora sempre tantissimo con Andriola. Sapere che c'è un rinfresco organizzato dal press ti fa lavorare un po' più facilmente, diciamo. Se qualcuno si fosse perso la puntata può andare su fvgsportchannel.com, cliccare sulla finestra dedicata alla trasmissione 300%, la nostra rubrica dedicata alla formazione della squadra della società del presidente Tesini, e si gode sostanzialmente, può mangiare con gli occhi le immagini, l'antipasto, i primi, i secondi, il contorno, il dolce, il buffet, la grappa, qualsiasi cosa, c'era di tutto su quel tavolo. Un po' di invidia per non esserci stato. 2 minuti e 3 secondi al termine del secondo quarto, più 19 per la Fluid System 80, 19-38 punteggio. Entrambe le formazioni hanno un fallo da spendere. Bullian attacca dal palleggio e costringe Barazzutti a commettere il quarto fallo di squadra per 300, per cui bonus esaurito per i pedemontani. Rimessa in zona d'attacco per la Latte Carso. Bredeon voleva la rimessa dal lato e l'arbitro bene così, no, rimessa da fondo. No, Bredeon credo che volesse il canestro buono. No, beh, ma l'arbitro ha chiaramente fatto intendere che il fallo era sul palleggio. Barazzutti fa viaggiare Munini e il fallo di Vischi vale anche il bonus esaudito per la Latte Carso, per cui d'ora in avanti entrambe le formazioni andranno in unità su falli subiti in fase di possesso di palla. Cambio, esce Barazzutti, entra il numero 11 Koyanis, giovane classe 95, prodotto del vivaio di 300, no? Antena, Munini vede Fumolo, passaggio non look e poi Fumolo si mangia il canestro, ma lotta, mantiene il possesso, serve Koyanis che non salta la Gazzetta dello Sport ma segna. In questi casi si fa sempre segnare il giovane, così portano a mangiare la prossima settimana. Sì, alla fine il tema è sempre quello, ma no, ok, abbiamo capito. 2 punti per Koyanis, più 21 per la Fluid System 80, 19-40, e adesso Fumolo recupera il rimbalzo. Accardo, 1 minuto al termine del secondo quarto. Munini, Vischi se lo dimentica e Munini piazza il jump del più 23. Ormai la Fluid System 80 ha preso il largo, la Latte Carso fa fatica a trovare la via del canestro. Gambaro, c'è molta più corsa e condivisione del pallone negli ultimi 5 minuti e i risultati si sono visti. Gambaro, spalle canestro contro Fumolo. Gambaro si estende con la mano sinistra.
e realizza, mette fine tampona l'emorragia per la Latte Carso. Antena, sale Munini che gioca anche da point forward in quella circostanza. Antena, Fumolo, una virata di Fumolo, poi sbaglia l'appoggio e adesso la Latte Carso ha 12 secondi per chiudere il secondo periodo con la palla in mano e l'opportunità di andare al tiro. Gambaro però la butta via. Antena, 3 secondi, 2 secondi, Antena da 3 punti, Vantena con dedica. Steve Antena, 21 Latte Carso, 45 Fluid System. Architetto, direi bene. Molto bene, un altro architetto ha segnato Antena, Stefano. Si è laureato anche Antena? No, non dire così, sì. Si era già laureato alla triennale, poi adesso ha ripreso anche la specialistica. Va bene, complimenti allora anche a Steve Antena. Va in archivio il secondo quarto sul punteggio di Latte Carso 21, Fluid System 80, 45. By Claudia, oreficeria, premiazioni sportive. By Claudia la trovi a Povoletto in via Vittorio Veneto. Il meglio dell'oreficeria, la gioielleria, l'argenteria. Ma non solo. Punto di riferimento per lo sport. Coppe, trofei, targhe. Ampia scelta e prezzi competitivi oltre la professionalità dello staff. Se cerchi un premio o un regalo prezioso lo trovi a Povoletto e da By Claudia puoi anche personalizzarlo. By Claudia, a Povoletto. Zanutta, il nostro mondo, è la tua casa. Edilizia, idraulica, porte, ferramenta, ceramiche, arredo bagno e molti altri articoli. Ti aspettiamo nei nostri punti vendita con tante promozioni e novità. Scopri di più su zanuttaspa.it. Gruppo Door 2000. Stile e qualità, i valori vincenti del gruppo Door 2000. A Pordenone, su 30.000 metri quadrati di area produttiva ecosostenibile. Ricerca e innovazione fanno del gruppo Door 2000 l'eccellenza nel design. Per lo showroom, per la casa, gruppo Door 2000. Siamo sempre stati differenti. Abbiamo sempre visto nel futuro un'opportunità. Nelle famiglie, nelle imprese, nelle comunità e nelle associazioni. La nostra crescita è coincisa con la crescita del nostro territorio. Solida, radicata, rinnovata. Banca di Credito Cooperativo di Manzano. Crescere nella continuità. CDA, un'azienda dove la tradizione è diventata un valore. In più di 30 anni abbiamo portato avanti politiche aziendali basate su trasparenza delle scelte di mercato, ricerca e offerta dei migliori prodotti, macchine di ultima generazione, software avanzati, efficienza dei servizi, rispetto per l'ambiente. Tutto secondo il criterio della massima qualità. Soluzioni per grandi aziende, uffici professionali, wellness e centri sportivi, sanità e luoghi pubblici, scuole. CDA, dal 1976 pensiamo alla tua pausa, senza pause. Voglio correre sull'erba, voglio sentirmi accarezzare da un prato verde. Società, affidati a The Green Carpet, specializzata in manutenzione aree verdi e impiantistica sportiva. Green Carpet ti offre un pacchetto completo a prezzi concorrenziali, comprensivi di semina, sabbiatura, concimazione e rizollatura. Un campo da Serie A è possibile anche nei dilettanti grazie a Green Carpet, che vanta lavori al Friuli di Udine e al Rocco di Trieste. Prendi cura del tuo campo. Io ne ho bisogno. Zanutta Fadalti, 18 punti vendita. La passione di una famiglia, la professionalità ed affidabilità di un'azienda storica. Il punto di riferimento del territorio per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati.
Zanutta Fadalti offre una vasta gamma di servizi nel settore dell'edilizia, della minuteria, dei trasporti e dell'immobiliare. Per scoprire le nostre promozioni e prodotti innovativi, visita il sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 18 punti vendita da Belluno a Trieste, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano, Sacile, Pordenone e Udine. Zanutta Fadalti è il tuo punto di riferimento. Secondo tempo al Palazzetto dello Sport Magno Benedetti di Udine, l'anticipo della seconda di ritorno della Serie C regionale. In campo la Latte Carso in maglia bianca contro la Fluid System 80 in maglia verde. 21-45 più 24 per Tarcento nel primo tempo, che diventa più 26 con l'ottimo sforzo all'imbalzo offensivo di Cristian Fumolo, che segna col fallo. Sono con Emanuele Tomic in sede di commento. E a Manu chiedo subito, più 26 a questo punto, ma soprattutto Latte Carso solo 21 punti. Più meriti della difesa di Tarcento o più demeriti dell'attacco udinese, secondo te? Beh, il primo quarto mi sembra che l'UBC avesse segnato 14 o 15 punti, quindi non pochi, diciamo, per una squadra contro Tarcento, diciamo. Nel secondo quarto Andriola è riuscito a ottenere quello che voleva, cioè tenerli sotto i 10 punti, credo, a quarto. In attacco la Latte Carso, Vischi, non ci sono spazi, non c'è aria verso il canestro, Bulian, ancora Vischi alla scadere dei 24 secondi, Vischi sbaglia, ancora la difesa pedemontana protagonista e Bacino si esercita nella sua situazione tattica preferita, vale a dire il contropiede, anche se poi il Bac deraglia, e già dall'altra parte la Latte Carso. Bulian rallenta i ritmi, Maran lontanissimo dal canestro, ancora Bulian, attacca sul canestro, va a sfidare Accardo, sbaglia Bulian e poi Fumolo, poco manca che faccia un altro canestro. Nel secondo quarto è mancato anche all'UBC Floreani, che è un giocatore che di solito riesce a mettere almeno quei 2-3 canestri che ti tengono agganciato, ti tengono in partita, no? È entrato 2 volte, ma anche adesso ha cercato di fare un contropiede, ma non è ancora entrato in partita. Verso allora Gambaro dal palleggio contro Vidani, Vidani lo ferma, Gambaro vincula ancora Floreani, proprio lui chiamato in causa da Manuele Tomic, sbaglia il tiro in corsa, contropiede 2 contro 1, Bacino all'ultimo per Vidani che si coordina il terzo tempo, poi pecca di esplosività nell'ultimo momento. Dall'altra parte Floreani punisce per il 23esimo punto della Latte Carso, che è sotto di 26, 23 a 49. Chiama la difesa a zona Bredeon, 2-3. Cardo, sotto blocco di Gaspardo, all'angolo Bacino. Prima azione contro la zona, Bacino nell'angolo, 3 punti, più 29 per la Latte. Con Bacino e Vidani io non mi metterei mai a zona. Io non volevo dire questa cosa, la pensavo, però bravo Accardo a mettere subito nelle condizioni Bacino di scoccare il tiro da 3 in solitudine dall'angolo. Floreani lo ottiene Bacino, scatena un altro contropiede, 2 contro 1, che bella finta, cambio di mano, il crossover di Accardo, poi però sbaglia il sottomano. Floreani, posizione profonda, fadeaway di Floreani, 2 punti, Latte Carso, 25-52 più 27 per la Fluid System 80%. L'ho chiamata io, quella di Floreani, mi sa che non potrò andare a farmi vedere in palazzetto a Tarcento per un po'. Per cui prenditi le tue responsabilità. Bacino, Gaspardo ha cercato da maglie bianche, prova a ribaltare il lato, ma invece si rimane lì. A caldo da 3 punti, alto tiro aperto, alto canestro da 3, e allora adesso vediamo se la Latte Carso insiste su questa difesa zona 2-3, perché 3 azioni a zona, 2 triple subite, la percentuale non è delle più entusiasmanti per gli udinesi. Vischi attacca dal palleggio, sbaglia, la palla arriva a Gambaro,
Nessuno fischia. Gambaro realizza. Fallo, secondi, c'era un po' di tutto. C'era un po' di tutto, alla fine va bene così per Bredéon, a cui i conti in questa circostanza tornano comunque. Accardo. Vidani, altro tiro da 3, altro canestro da 3. E allora la percentuale sale, 4 azioni a zona, 3 triple. Farei entrare anche Bellina a questo punto e vediamo se cambiano difesa. È vero, perché nella Fluid System 80 non è ancora entrato Federico Bellina, tenuto precauzionalmente a riposo. Floreani da 3. Floreani tampona l'emorragia udinese. Meno 28 per la Latte Casso, 30-58. Fumolo sotto canestro, fa sportellate con Floreani, poi si gira verso canestro, appoggia semigancetto Cristian Fumolo. Soprannominato dagli amici Smokey, è vero? Sì. Non inizia allenamento, non finisce allenamento che lui non sia a fumare. E quindi fa anche onore al suo cognome. Mentre adesso non è nel posto posizionato nel migliore dei modi per il rimbalzo difensivo. Doppiata dalla Fluid System, 30-60, più 30, doppiata dalla Latte Casso dalla Fluid System, più 30-60 il punteggio sul tabellone del Pala Benedetti. 4:50 al termine del terzo periodo. Bacino in uscita dai blocchi in quei tempi giusti. L'assist al bacio di Accardo e Bacino in ufficio realizza 2 punti che segnerebbe a occhi chiusi in questo modo. Altro recupero per la... no, invece Gambaro è più destro di tutti, riesce a recuperare il possesso, a subire il fallo di Accardo, rimessa in zona d'attacco per la Fluid System 80. C'è un time out chiesto da Bredéon a 4:25 al termine del terzo quarto, sul punteggio di Latte Casso 30, Fluid System 80, 62. al termine del terzo quarto, Fluid System 80% in maglia verde a più 32 sul parquet della Latte Casso Udine in maglia bianca. Maran dalla lunetta in movimento realizza il meno 30 per i suoi, 32-62, 4 minuti al termine terzo periodo. In attacco dal centro, una difesa individuale per la Latte Casso. Vidani deve liberarsi di Floreani. Vidani! Che canestro in fade away dal palleggio, la magia di Vidani. Floreani prende il palo dall'angolo, favorisce il recupero della Fluid System 80. Gaspardo in post basso gioca con Accardo, c'era un fallo non rilevato dagli arbitri. Si scatena in contropiede Paoloni che arriva dall'altra parte in coast to coast, il tiro però è sbagliato per la buona opposizione difensiva di Gaspardo, che ogni tanto gigioneggia un po' in difesa, ma quando sa arrivare coi tempi giusti in aiuto è efficacissimo. Bacino da 3, sbaglia il bacio e la palla si impenna sopra il tabellone. Rimessa da Latte Casso, 3-2-6-4, 3 minuti e 6 secondi al termine, e Antena manda sul cubo dei cambi entrambi i suoi playmaker, vale a dire Barazzutti e Antena, che entrano al posto di Accardo e Bacino. E voglio dire, questa è una rotazione almeno da Serie C1, e dire che la Fluid System 80 non schiera Bellina, che è in fondo alla panchina per motivi precauzionali con una caviglia un po' in disordine, non ha Andy Bonoli e ha rinunciato mentre va a realizzare Feruglio. La Fluid System 80 ha rinunciato quest'anno anche alle gesta in campo di Emanuele Tomis, che è qui in sede di commento con noi, a cui ti chiedo comunque, Manu, parlavamo durante la sosta, la tua esperienza a Tricesimo come sta andando assieme a Cristian Martinelli? No, io sono a Cusignaco, quest'anno scusa. ci siamo separati, io e Chris, dopo tantissimi anni a Tarcento. E io per diversi motivi lavorativi, diciamo, non ho potuto continuare questo impegno con Perché sei arrivato Tarcento. proprio a Cusignaco? Cioè. A Cusignaco perché
diciamo una mezza promessa. Avevo sempre detto a Gabriele Cornacchini, il presidente del Cussignaco Basket, che sarei tornato perché è un palazzetto bellissimo, perché si gioca molto bene e avevo voglia di giocare un po', quindi senza grossi impegni, diciamo, a livello di tempo. C'era la possibilità di andare proprio lì. Poi conosco tantissimi, ho giocato con Lazzati, con Max Starvis, contro Parisotto ho sempre giocato contro, quindi c'era tanta gente che conoscevo già, l'ambiente lo conosco e mi hanno aspettato e alla fine sono arrivato, diciamo. Molto bene, Cussignaco che domani, per chi ci segue in diretta, giocherà a Casarsa, quindi partita interessante in Serie D nel girone Gasparotto. Nel frattempo la partita sta proseguendo, manca 1 minuto e mezzo al termine del terzo quarto. Barazzutti non so se farsi sodomizzare per poter ricevere un fallo a favore, ma gli arbitri evidentemente non sono di questo avviso. Altro doppio cambio per Beleon che richiama in panchina Maran e no, solo Maragni, invece è entrato il numero 7 Bulian, il numero 7 Gaspari. Andiamo a vedere il quintetto sul parquet. Latte Calcio in campo con Paoloni, Floreani, Feruglio, Gaspari e il numero 15 Gambaro, mentre la Fluid System 80 è in campo con Barazzutti, Antena, Fumolo, Gaspardo e Vidani. Recupera palla Gaspardo che lancia in contropiede Vidani. Altri 2 punti facili per la Fluid System 80 che sale a più 36, 34-70 il punteggio, con 1 minuto da giocare nel terzo quarto. Da giocare col pallottoliere, ma ormai la Fluid System ha schiacciato le marce alte e non c'è verso di rallentare, anche perché pensa un po', Andriola manda sul cubo dei cambi Claudio Munini al posto di Gaspardo. Il bello di questa squadra credo proprio che sia quanto possa demoralizzare l'avversario, nel senso che quando arriva un cambio e ti entra Claudio Monini e dici finalmente posso riposarmi, questo quarto ho sofferto tanto, poi veramente abbiamo 10 giocatori che possono cambiarsi. Abbiamo giocato prima per 5 minuti, abbiamo giocato senza un play, diciamo, di ruolo, perché non c'era né Rich né Antena ed è andata benissimo. Adesso abbiamo tutti e due i play in campo, diciamo, quindi squadra perfetta. Incredibile. 43 secondi al termine, in lunetta Gambaro con i tiri liberi, partita ormai segnata nella sorte della UBC Latte Calcio, che sta battagliando con la Credit Friuli Cervignano in fondo alla classifica, anche con la pallacanestro Ronchi. Latte Calcio che ha perso con Cervignano nel Basket Day, cedendo anche la differenza canestri, e quindi un periodo un po' complicato per gli udinesi di Massimo Bredeon. Gambaro realizza entrambi i tiri liberi, 36-70 punteggio, 36 secondi al termine del terzo quarto. Vidani, Antena vuole un pick and roll laterale con Munini. Antena resta con la palla in mano, non ferma il palleggio, un po' di finte sul posto, poi spara la tripla, la sbaglia. 22 secondi allo scadere del terzo quarto. Gambaro può eventualmente gestire l'ultimo possesso, infatti vuole un tiro Bredeon chiamato dalla panchina. Paoloni, Gaspari trova ancora Paoloni, 5 secondi da 3 punti. Paoloni sbaglia la tripla e il rimbalzo di Barazzutti che prova la preghiera da 3 quarti campo. Era indirizzato bene il pallone, ma non così forte da arrivare al ferro. Terzo quarto va in archivio sul punteggio di Latte Calcio 36, Fluid System 80 70. By Claudia, oreficeria, premiazioni sportive. By Claudia la trovi a Povoletto in via Vittorio Veneto. Il meglio dell'oreficeria, la gioielleria, l'argenteria. Ma non solo. Punto di riferimento per lo sport. Coppe, trofei, targhe, ampia scelta e prezzi competitivi oltre la professionalità dello staff. Se cerchi un premio o un regalo prezioso lo trovi a Povoletto
e da By Claudia puoi anche personalizzarlo. By Claudia, a Povoletto. Zanutta, il nostro mondo, è la tua casa. Edilizia, idraulica, porte, ferramenta, ceramiche, arredo bagno e molti altri articoli. Ti aspettiamo nei nostri punti vendita con tante promozioni e novità. Scopri di più su zanuttaspa.it. Gruppo Door 2000. Stile e qualità, i valori vincenti del gruppo Door 2000. A Pordenone, su 30.000 metri quadrati di area produttiva ecosostenibile. Ricerca e innovazione fanno del gruppo Door 2000 l'eccellenza nel design. Per lo showroom, per la casa, gruppo Door 2000. Siamo sempre stati differenti. Abbiamo sempre visto nel futuro un'opportunità. Nelle famiglie, nelle imprese, nelle comunità e nelle associazioni. La nostra crescita è coincisa con la crescita del nostro territorio. Solida, radicata, rinnovata. Banca di Credito Cooperativo di Manzano. Crescere nella continuità. CDA, un'azienda dove la tradizione è diventata un valore. In più di 30 anni abbiamo portato avanti politiche aziendali basate su trasparenza delle scelte di mercato, ricerca e offerta dei migliori prodotti, macchine di ultima generazione, software avanzati, efficienza dei servizi, rispetto per l'ambiente. Tutto secondo il criterio della massima qualità. Soluzioni per grandi aziende, uffici professionali, wellness e centri sportivi, sanità e luoghi pubblici, scuole. CDA, dal 1976 pensiamo alla tua pausa, senza pause. Voglio correre sull'erba, voglio sentirmi accarezzare da un prato verde. Società, affidati a The Green Carpet, specializzata in manutenzione aree verdi e impiantistica sportiva. Green Carpet ti offre un pacchetto completo a prezzi concorrenziali, comprensivi di semina, sabbiatura, concimazione e rizollatura. Un campo da Serie A è possibile anche nei dilettanti grazie a Green Carpet, che vanta lavori al Friuli di Udine e al Rocco di Trieste. Prendi cura del tuo campo. Io ne ho bisogno. Zanutta Fadalti, 18 punti vendita. La passione di una famiglia, la professionalità ed affidabilità di un'azienda storica. Il punto di riferimento del territorio per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Zanutta Fadalti offre una vasta gamma di servizi nel settore dell'edilizia, della minuteria, dei trasporti e dell'immobiliare. Per scoprire le nostre promozioni e i prodotti innovativi, visita il sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 18 punti vendita da Belluno a Trieste, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano, Sacile, Pordenone e Udine. Zanutta Fadalti è il tuo punto di riferimento. Il presidente Tesini ci saluta e là nell'angolo con la sciarpetta bianca, prontamente inquadrato dalle nostre telecamere. Sta per iniziare il quarto periodo al Pala Benedetti, 36-70 al punteggio, più 34 per la Fluid System 80 sul campo della UBC Latte Carso. E parte ora l'ultimo periodo. Stavo cercando di capire dalle parole di Emanuele Tomic se la Libertas voglia provare a competere per il salto di categoria,
Beh, ci sono squadre, adesso in Serie D non ho giocato contro tutte le squadre, ho fatto una partita e mezza neanche perché poi mi sono scavigliato. Ci sono squadre un po' più attrezzate, contro Cordenone non ho neanche avuto la possibilità di giocare, bellissimo passaggio di Risch. Gran passaggio. E contro Cordenone non ho avuto la possibilità di giocare, credo che siano la squadra che dovrebbe salire effettivamente, perché hanno Cipolla, hanno un po' di gente effettivamente anche di categoria superiore. Beh, a Cosignaco si sta bene, si diverte, se i risultati vengono sicuramente saranno ben graditi. Il mio inserimento ha dato un po' di rotazioni, ha dato un numero in più, una persona in più ad allenamento, che è una cosa positiva. Sai, in queste categorie c'è la difficoltà ad essere in 10 anche ad allenamento, no? E invece la possibilità di allenarsi con più continuità poi magari ti dà anche qualche risultato in più. Noi ci divertiamo, poi vediamo che cosa ne viene fuori. Si divertono sicuramente anche tutti gli esteti del basket nel vedere Claudio Munini in campo, perché ci ha regalato prima un giro e tiro di eccezionale fattura. La stilistica di tiro di Vidani è perfetta, per cui ricezione e tripla per il più 39, e anche un esteta, oltre che uno con il senso estetico dell'architetto Tomis, sarà d'accordo con noi che insomma il tiro è stilisticamente perfetto. Fede quest'anno sta veramente uscendo fuori al meglio, molto più dell'anno scorso, anche perché l'anno scorso forse era molto più responsabilizzato, doveva tirare molto di più, forse anche forzare un po' di più, e questo l'aveva messo un po' in difficoltà secondo me. Invece quest'anno, quando la palla riesce a girare, gli arriva al momento giusto, non sbaglia. Cioè, questa è una macchina veramente. Con lui metti Fabio, hai due guardie che anche in difesa, la palla prima l'ha rubata lui, e quindi anche in difesa mettono le mani dappertutto. Tanta voglia, tanta voglia. Si stanno divertendo anche i pedemontani in campo. Munini e Fumolo prima hanno fatto un dai e vai eccezionale. Adesso Munini ha provato il palleggio in mezzo alle gambe del difensore. Andriola toglie Vidani, anche perché altrimenti il punteggio diventava eccessivo. Scarica la sua rabbia Gaspari entrando in panchina, rifilando un calcione alla sedia appena a sedersi. Decolla Fumolo, c'è il fallo di Gambaro. 3-6-7-7 più 41 il punteggio per la Fluid System 80 a 8 minuti dal termine. In lunetta Cristian Fumolo. Cioè Fumolo ha sempre questo atteggiamento per dire oh vabbè, è andata così, paziente. No, Fumolo è sempre arrabbiato, Sì, ce l'ha o con la palla o col canestro. Quando non ce l'ha col canestro ce l'ha con la palla e viceversa. Sbaglia entrambi i personaggi a sua disposizione. Non so se hai notato, visto che ha scosso la testa, poi non si può dire quello che dice lui nel mentre, ma... Vischi al top of the key, smista palloni. Bulian prova a mettere il ritmo Feruglio, la palla arriva a Vischi, ancora Feruglio oltre l'arco dei 6,75. Feruglio a malapena scheggia il ferro e allora può ripartire l'attacco della Fluid System. Beh, insomma, Barazzuti adesso chiedeva troppo a Fumolo, anche fosse stato Plastic Man non la prendeva. E poi Antena ferma a tre quarti campo il contropiede della Latte Carso. Buon fallo. È che a me non piace l'espressione buon fallo, perché è secondo me è una dicotomia, cioè qualcosa che non puoi dire buon fallo, ok, fallo intelligente, fallo astuto, ma per me un fallo non è un qualcosa di positivo, a prescindere. Beh, se lo fai per fermare il gioco, può essere strategico, diciamo. Però allora, okay, Del Biodori, che è qui sotto di noi, sì, ti direbbe che devi abbassarti sulle gambe, portare l'attaccante verso la linea laterale, scivolare. Quello è difendere. No, ma Steve non poteva fare niente lì, quello era già in questo canestro, caso quindi no. lì proprio ha fermato un canestro sicuro. Tanto Antena, come l'uomo dei cioccolatini in spiaggia, sta distribuendo le cornie ai suoi compagni. Nella circostanza anche Munini realizza altri 2 punti da sotto canestro. Bulian da 3 punti, parabola altissima. 6 minuti e 50 al termine. Fumolo, Barazzuti che rinuncia al tiro da 3, preferisce giocarsela. Trova Fumolo, extra pass per Munini che si mette a posto i piedi, spara la tripla e la segna Klaus Munini.
più 46, sì, 36-82. Adesso io sto commentando la C2 dal 2008, ma onestamente non mi ricordo una partita finita con più di 40 punti di scarto. Beh, è positivo, nel senso che anche se noi siamo primi in classifica e l'UBC è in fondo, vuol dire che riusciamo a mantenere alta la concentrazione, siamo determinati. Questo è positivo, perché poi bisogna arrivare ai playoff. I playoff cambia tutto, e se tu hai dimostrato lungo tutta l'annata che ci sei sempre con la testa, credo che sia quello che vuole il coach alla fine. Giocare con tutti, anche per il rispetto che parlavamo prima dell'avversario, devi dare sempre il massimo. 5:58 al termine del quarto periodo, assolutamente condivisibile l'assunto di Emanuele Tomic qualche momento fa, che nei playoff tutto cambia, siamo solo alla seconda di ritorno, per cui c'è tutto un girone di ritorno da giocare, sempre meglio tenere il piede sull'acceleratore. Infatti, perché poi vincere aiuta a vincere. Palazzutti parte in palleggio, subisce il fallo di Bullian, rimessa in zona d'attacco per la Fluid System 80. Questo è il quarto fallo di squadra della Latte Calcio, esaurito il bonus per gli udinesi di Redeon. Bacino a Ricciolo, movimento Fumolo, vede Munini tagliare backdoor, Vischi saluta la fidanzata in tribuna, si dimentica dell'attaccante. Altri 2 punti facili per Klaus Munini, sempre più 46 per la Fluid System 80, 38-84. Passaggio fuori misura, niente, non è giornata per la Latte Calcio. Vi ricordo che alle 21, sempre in diretta streaming su fvgsportchannel.com, quindi su questo canale, ci sarà la partita tra la GSA Udine e la Rimadesio, la quinta di ritorno della Serie B nazionale, girone B. GSA che è a caccia della capolista 100, a -2 dal primo posto gli udinesi di Colpacci. Spara la tripla Santini, sbaglia anche questo, rimbalzo per la Latte Calcio. Mentre vi ricordo anche gli appuntamenti su fvgsportchannel.com in settimana, potrete seguire sia la rassegna stampa con il direttore Davide Michalic lunedì sera, sia la trasmissione Box & One sulla pallacanestro Friuli Venezia Giulia mercoledì sera, e poi la prossima settimana ci sarà l'Under 19 anche, perché martedì alle ore 19:30 da Cordenons l'impegno della Intermec 3S Cordenons di Paolo Montena nel campionato di divisione nazionale giovanile contro la Leoncino Mestre, e anche quello è un campionato di sicuro interesse che sta riscuotendo grandi numeri e grandi contatti sulla nostra web tv. (84-41) Munini, Bacino, extra pass per Kojanic che si fa stoppare da Feruglio, poi però Bullian non controlla, la palla resta comunque in possesso alla Latte Calcio. Sarà contento il presidente Tesini, che vede i suoi mettere a segno un'altra vittoria, che a questo punto darei quasi per assolata, calcolando che stanno pressando a 4 minuti dalla fine sul più 43. Delvio Dorì qui sotto è contento, nuovo grande personaggio dello sport, del basket friulano, ritrovato grazie a un'intuizione di Alberto Andriola, anche perché l'esperienza di questi personaggi non può certo essere messa in armadio, ma è giusto che sia sfruttata dai più giovani, ed è giusto anche che Tarcento, che sta provando a costruire, come dicevamo prima, una società non solo nei numeri ma anche nella mentalità, proprio con personaggi come Delvio Dorì, può andare a perfezionare dei dettagli che alla fine potrebbero fare la differenza
al di là della quantità dei numeri. Certo, perché poi è un metodo di lavoro che tu impari, gli accompagnatori imparano e acquisisci e poi lo trasmetti ai ragazzi. I ragazzi vengono in palestra e vedono l'impegno di una persona più grande, la passione, e questo poi anche loro poi si emozionano di più, si fanno prendere, hanno voglia di fare sempre di più. Invece in realtà oggigiorno si fa molta fatica con passi, è vero? Si fa molta fatica con le generazioni un po' più giovani. I ragazzi vengono, sono discontinui, non sempre si allenano dando il 100%, invece queste persone ti fanno veramente capire il basket per quello che è, la bellezza dello sport, la bellezza di fare anche fatica e migliorare. Va a segno il contropiede Feruglio, mancano 3 minuti e 10 secondi al termine. Riduce le distanze dalla Tecasso su almeno 41, 43-84. Kojanis, Gaspardo in qualche modo controlla, mentre Andriola, che non vuole cali di tensione, manda sul cubo dei cambi Accardo e il numero 15 Ferracin. Antena. Kojanis tende l'uscita dai blocchi di Antena, post up di Munini contro Vischi, solito tiro di Munini, il giro e tiro. Gaspardo recupera l'imbalzo offensivo, subisce il fallo da parte di Vischi. 2 tiri liberi per Gaspardo, che ha lavorato un po' nell'ombra, ha difeso piuttosto bene, si è fatto sentire all'imbalzo, si è fatto sentire sotto canestro, ha sostituito, direi più che egregiamente nel ruolo, Federico Bellina, mentre Andriola sostituisce Munini con il numero 15 Ferracin. Il presidente Tesini si è appena lamentato che si gioca fino alla fine, stiamo avendo un piccolo calo Oh vabbè presidente, dai, 2 minuti e 23 secondi più 41, dai, rilassati un pochettino. Gaspardo in lunetta realizza il secondo personale a sua disposizione, più 43, 4-3, 8-6, 2 minuti e 20 al termine. Vischi vuole prendersi la rivincita. Io se fossi in Vischi però non racconterei ai miei nipotini di essere stato stoppato da Antena, così adesso perdonami Steve, siamo amici, ma onestamente questa non l'avevo mai vista. Accardo, Kojanis non accelera, Gaspardo smista il pallone sul lato debole, va a giocare pick and roll laterale, la palla di Antena sbatte sul piedone dell'avversario, resta in attacco la Fluid System 80, entra in campo Balazzutti al posto di Gaspardo, quindi quintettino mignon con Ferracini, Balazzutti, Kojanis, Antena e Accardo per la Fluid System questi ultimi 2 minuti. Antena attacca il canestro, Antena in sottomano va a depositare il canestro del più 45. Se non c'era l'avversario secondo me schiacciava per dimostrarti che effettivamente lui salta. Sì. Fischi. Speriamo che Steve non riveda mai questa registrazione. Antena fa viaggiare Kojanis, extra pass comunque recuperato da Feruglio. Adesso anche secondo gli arbitri la partita è finita, ormai vale tutto, ma è giusto così, d'altronde manca un minuto, dai, più 40, ormai la partita è ampiamente in ghiaccio. Però io mi sento di dire, Vischi, se fino adesso sei stato marcato da Munini e andavi in post basso, ma mi spieghi perché adesso sei marcato da, non ho capito bene se Balazzutti o Antena, e non vai in post basso? Se non vai adesso, quando si vai? Antena è più grosso di Munini. Più grosso, giusto, è più grosso, sì. Feruglio, Santini da 3 punti, realizza la tripla, che riporta a meno 42 dalla Tecasso, 46-88. Antena mette in ritmo Ferracin che spara la tripla, si stampa sul ferro, rimbalzo per Feruglio. Sì. Io direi che
possiamo tranquillamente tirare fuori la Gubana dal forno e cospargerla di Slivovic, perché la partita è terminata. Più 40 per la Fluid System 80 sulla Latte Casso, 48-88 punteggio. Si gioca qui fino alla fine. Barazzutti attacca canestro, Barazzutti, la palla viene recuperata dalla Latte Casso, che ha un impeto di energia e anche d'orgoglio, perché giustamente vuole provare a risalire sotto i 40 punti di scarto e ci riesce con Gambaro. Beh, dai, 10 punti, un po' più di 10 punti subiti a quarto, direi che il coach può essere solo che contento. Bellini è riuscito a riposare, le rotazioni sono state complete, hanno giocato tutti, anche i giovani. Kojanic stesso è entrato anche, mi sembra, alla fine del secondo quarto, quindi siamo riusciti a mettere un giovane anche durante la partita, che è una cosa importante. Lo stesso Clemente, che oggi non ha giocato perché è leggermente infortunato dalla scorsa settimana. E quindi direi ottimo risultato per noi e per il presidente Tesini. Ringrazio Emanuele Tomis per il commento. 50-88 il finale per la Fluid System 80 sul parquet della Latte Casso. Manu, in bocca al lupo per il tuo Cossignacco. Creppi, grazie. Soprattutto torna in campo. Sì, domani dovrei esserci. In bocca al lupo anche all'UBC per il suo campionato, perché è una squadra importante della nostra provincia, che fa crescere tanti giovani e gli dà la possibilità di giocare in questo campionato. Se ti ricordi, abbiamo fatto un discorso 2 anni fa quando Don Bosco giocava con tutti i giovani ed era una squadra ammirevole, nel senso che calcare questi palchi è importante e l'UBC dà la possibilità in continuazione ai nostri ragazzi di giocare in queste categorie. Ogni anno ragazzi nuovi. Quest'anno farà fatica, come dicevamo prima, però il prossimo anno sicuramente torneranno più forti di prima. Sottoscrivo al 1000 per 1000 le parole di Emanuele Tomic. Grazie Manu, grazie a tutti per averci seguito in diretta streaming. Vi ricordo ore 20:45 il prepartita di GSA Udine contro Rimadesio, sempre qui dal Pala Benedetti. Un arrivederci sulle frequenze di FVG Sports Channel.com.